Il 2026 si chiuderà per imprese e famiglie del Friuli Venezia Giulia con costo aggiuntivo per energia elettrica, gas e carburanti che ammonterà a 820 milioni di euro. Lo stima la CGIA di Mestre analizzando l'andamento del mercato e la situazione geopolitica internazionale, caratterizzata da tensioni e guerre che non accennano a terminare, come la guerra nel Golfo Persico, che pesa sui rincari dei prodotti petroliferi. La stima del maggior costo emerge ipotizzando che i prezzi applicati rimangano invariati sino alla fine dell'anno. Il rincaro maggiore riguarderà benzina e diesel con 334 milioni di euro in più rispetto al 2025, poi energia elettrica 327 milioni e gas 160. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione, perché senza una risposta forte e immediata il rischio è quello di trasformare un'emergenza energetica in una lunga recessione economica e sociale. Da quando è iniziato l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, l'ufficio studi della CGA stima che 150 milioni di euro siano stati erogati dallo Stato e dalla Regione per venire incontro a famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia, una cifra non trascurabile che tuttavia riuscirà a sterilizzare poco meno del 20% degli 820 milioni di euro di aggravio stimato. Si attende un nuovo intervento, a patto che l'Europa non metta i bastoni tra le ruote. Se l'Europa c'è deve battere un colpo, o adesso o mai più. Lo shock energetico che sta colpendo anche il Friuli Venezia Giulia non ha precedenti. Servono decisioni rapide, concrete, coordinate. Non bastano più gli annunci o i vertici straordinari. L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie.